Dopo l'anteprima di Cavallino Treporti è partito ieri sera da San Donà di Piave all'Hotel Forte 48 il tour di presentazione di In Scienza e Conoscenza, il libro scritto da Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, a quattro mani con il giornalista Francesco Cassandro. Quest'ultimo è scomparso di recente e la presentazione di ieri sera è stata anche l'occasione per commemorarlo con un momento particolarmente toccante in apertura di presentazione. Nel libro Roberta Nesto racconta 29 storie che ha vissuto durante la sua carriera di avvocato civilista e penalista. Ma sentiamo proprio dalle parole di Roberta Nesto la presentazione di questo libro e i motivi che l'hanno portata a scriverlo. Allora, il libro è stato scritto perché ho preso il coraggio con Francesco Cassandro di raccontare le storie che nel corso degli anni i miei clienti mi chiedevano di raccontare, perché potevano essere di esempio, di aiuto ad altre persone che si potrebbero trovare nella stessa situazione. Quindi di conseguenza io credo che abbia un valore per quello che potrà insegnare o per delle indicazioni che potrà dare, per tutte delle piccole cose che si potranno scaturire, anche delle riflessioni. In scienza perché il diritto è anche una scienza, cioè devi comunque studiare, eccetera, e però poi ha a che fare anche con qualcosa d'altro, con la coscienza. L'ho pensato per tanti anni e poi alla fine, ragionando con Francesco Cassandro, ci siamo riusciti a quattro mani, cercando di confrontarci l'uno con l'altro, cercando di trovare la soluzione che rendesse anche fruibile, leggero, doveva essere una cosa da leggere proprio con semplicità. E così abbiamo scritto questo libro e se anche solo una persona troverà ispirazione da questo libro io sarò contenta. All'interno del libro ci sono 29 storie. Diciamo che circa una metà sono storie che riguardano aspetti relativi alla famiglia, rispetto relativi ai minori e aspetti quindi proprio della vita personale delle famiglie, e poi ci sono argomenti di carattere amministrativo, di penale, di civile, cioè un po' variegato, perché effettivamente le storie a volte prendono una strada che a volte può essere anche imprevedibile. Il filo conduttore che le lega all'insegnamento che ne traiamo? Il filo conduttore è che la vita è complessa e conviene mirare bene l'obiettivo, aver chiaro quello che è lo scopo da raggiungere, cercare il professionista più adeguato, guardare negli occhi il tuo professionista e vedere se è la persona giusta per te. Prevenire è meglio che curare, l'altro insegnamento, cioè è meglio che uno informarsi bene prima per evitare di commettere errori. Come si coniuga l'attività amministrativa politica con quella di avvocato? Sono due attività che una supporta l'altra, una è d'aiuto all'altra, perché facendo l'avvocato rimani a contatto con i temi ordinari della gente, con i valori, e facendo il sindaco lo stesso, e quindi praticamente l'arricchimento che prendi da queste vicende umane, dal coinvolgimento con le persone, dalle emozioni che le persone ti danno, ti aiuta a migliorarti giorno dopo giorno.